parliamo quest'oggi per quanto riguarda la sicurezza stradale, non solo, con il ruolo importante delle motostaffette. Abbiamo chiamato Daniele De Corte, che è il presidente della motostaffetta friulana, perché? Perché ci sono tante novità, no? E soprattutto essere sempre presenti sul territorio. Bene, intanto grazie per l'invito. Sì, proprio pochi giorni fa abbiamo organizzato la nostra annuale manifestazione, il meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia, che è giunta alla nona edizione, l'iniziativa annuale che è dedicata alla sicurezza passiva per quanto riguarda i motociclisti. Diciamo che in questa occasione, che quest'anno si è svolta presso l'Istituto Cecconi con la presenza del vicepresidente della giunta provinciale Mattius e del consigliere regionale Riccardo Riccardi, e la presenza del viceprefetto aggiunto Leo, è stata consegnata la medaglia del Presidente della Repubblica. Questo è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la nostra attività, è il sesto anno che ci viene concessa, è una cosa molto che viene centellinata Anche dalla perché Presidenza. immagino che non a tutti venga data, no, la Ma medaglia. da quello da sommare informazioni, in provincia di Udine è la prima che viene Mhm. concessa negli ultimi 2 anni, 2016-2017, quindi questo ci gratifica anche del lavoro che c'è alle spalle per questa iniziativa. Ha coinvolto circa 170 studenti. Diciamo che noi, il nostro messaggio non è quello di dire come devono guidare la motocicletta o i ciclomotori, nel senso che ci sono delle organizzazioni ben più preparate di noi. Noi ci permettiamo di portare all'attenzione tutto quello che può difenderci al momento della caduta o meglio prima anche che avvenga l'incidente. Ad esempio abbigliamento ad alta visibilità. Nel mondo delle motociclette vive ancora il fascino del total black, ma si iniziano a vedere gilet ad Certo. alta visibilità e questo conta molto, nel senso che spesso quando capita un incidente la risposta che viene data agli inquirenti è non l'avevo visto, Eh quindi beh. anche l'abbigliamento è importante. Ecco, so che anche per quanto riguarda non solo l'abbigliamento, ma anche il discorso della strada, no? Con questi anche esperimenti, no? Che sono stati fatti per quanto riguarda i guardrail, con l'utilizzo magari di vecchi pneumatici come secondo, diciamo così, per evitare gli impatti forti e via dicendo, no? So che Certo, state lavorando anche su quello, no? certo, abbiamo partecipato a un tavolo organizzato dalla provincia di Udine, ai noi ormai qualche anno fa, ed erano stati individuati 3 punti neri, diciamo, della viabilità provinciale dove installare in via sperimentale, perché non è così semplice cambiare la segnaletica e le protezioni o comunque tutto quello che sta su un'arteria viaria, deve essere omologata, certificazioni, insomma, ed erano stati individuati 3 punti della viabilità regionale, provinciale dove installare questi guardrail. Praticamente cosa succede? In caso di caduta il problema del motociclista è che va a cozzare sotto Mm, il pilone di sostegno del guardrail. certo. Ecco, basta semplicemente, basta per attenuare chiaramente, non per salvare in toto le vite umane, coprire questo sostegno e quindi ci sono varie soluzioni. Noi ne abbiamo presentato uno e continuiamo con questo messaggio di cercare di infrastrutturare la viabilità regionale o comunque nazionale. In certe regioni sono già stati individuati e sperimentati questi dispositivi che attenuerebbero molto i danni del motociclista. Ecco, cosa importante, come abbiamo detto, continuare a fare la prevenzione perché si parla, si parla, si parla, ma poi alla fine c'è poca trippa per gatti, no? Viene da dire. Ai noi sì. Pensavamo di essere proprio vicini al risultato, invece ci sfugge, poi come ben sappiamo la provincia è destinata ad essere sostituita da altre strutture, le famose UTI, e quindi la cosa speriamo comunque di riprendere il bandolo della matassa appena Mm. ci sarà, diciamo, un riordino normativo, ecco. Senti, non siete soltanto per quanto riguarda la sicurezza stradale operativi in questo, ma anche per seguire varie manifestazioni, no? Nel corso dell'anno. Certo, certo, siamo in pieno momento clou Giro d'Italia, abbiamo visto anche durante questo Giro d'Italia alcuni incidenti, noi svolgiamo quel ruolo lì molto più in piccolo rispetto al Giro d'Italia, comunque cerchiamo sia di imporre l'autorizzazione prefettizia che prevede la sospensione della circolazione stradale durante le corse ciclistiche, il famoso articolo 9 del codice della strada che è stato modificato nel 2002 in cui
ecco, questo è importante, grazie ancora una volta per la possibilità che ci date, è quando vedete una macchina con delle bandiere gialle con scritto inizio corsa ciclistica, ecco, vuol dire che c'è un'autorizzazione prefettizia che impone la sospensione della circolazione in quella sede. Diciamo al Giro d'Italia abbiamo visto c'è la polizia stradale e quindi beati loro, ma ci sono anche dei volontari. Nelle corse minori la polizia stradale per motivi di organico non può coprirle, ci sono queste nuove figure che si chiamano di scorta tecnica, hanno la funzione simile alla polizia stradale, vale a dire sono diciamo così, gli ambasciatori. Possiamo dire gli ausiliari del traffico del movimento della corsa, no? Diciamo sono quelli che comunicano l'ordinanza prefettizia di sospensione del traffico. Diciamo Quindi, che all'interno, tra l'inizio e il fine bravissimo. corsa, voi siete l'autorità. Ormai è diventato un esperto perché periodicamente mi invita, bravo. Certo. Lì siamo quelli che, diciamo, gli ambasciatori dell'ordinanza prefettizia che prescrive di sospendere il traffico. Quindi è importante questo momento che ci offre di comunicare agli automobilisti che non lo conoscono, ma è normale con le norme Anche perché farraginose. permetti dalle nostre parti, magari adesso il ciclismo ha preso un po' più di piede, però magari soprattutto in provincia di Udine, in provincia di Gorizia, c'è poca dedizione a fermarsi, no? Quando sono le gare ciclistiche rispetto alla provincia di Pordenone oppure nel Veneto, dove è tradizione che il fine settimana o addirittura durante la settimana ci siano gare sportive dove i ciclisti, diciamo così, a livello agonistico invadono la sede stradale e gli stessi automobilisti sono disciplinati a fermarsi ad aspettare, insomma, il loro transito. Sì, beh, diciamo che è un po' un mal comune questo, anche nelle regioni ciclisticamente più evolute comunque la vita frenetica, la fretta comunque porta a non fermarsi ed è comprensibile, sono automobilista, anch'io mi trovo dall'altra parte, quindi il fatto di avere un'organizzazione che ti impone di fermarti, magari uno vuole andare alla gita domenicale, vuole andare alla messa, vuole andare a una cerimonia, capisco il disagio che si provoca, ma guardiamo anche le notizie di questi giorni, vabbè, questi sono incidenti gravi accaduti in allenamento, però stiamo tutelando un anello debole della viabilità, diciamo, dell'utenza stradale, ecco, che sono i ciclisti. Anche perché non ci sono tante, come si dice, stadi per poter operare per quanto riguarda l'allenamento, perché quella è la strada, insomma, se uno si allena su strada, quella la deve utilizzare. Senti, che iniziative in essere prossimamente che vi vedrà coinvolti? Allora, purtroppo devo dire ancora una volta, Cainero fa gare troppo facili e quindi per il Giro d'Italia dobbiamo aspettare ancora un po' qualche mese. Quindi noi ci dedichiamo alle corse regionali, giovanili, abbiamo appena prestato il nostro servizio alle corse per Haiti, un gran fondo importante che ha coperto le valli dell'Antisone. Prossimamente saremo impegnati nella Carnia Classic, quindi questa sì andrà a ripercorrere il mostro Zoncolan in attesa del 2018 che Cainero faccia quello che deve fare. Insomma, sappiamo che 2018, salvo sorprese, ci sarà l'arrivo sul mostro. Allora, abbiamo parlato a Daniele, insomma, 10 minuti un po' così a random, come si dice in gergo tecnico, abbiamo capito l'importanza e il ruolo fondamentale delle scorte tecniche per quanto riguarda le manifestazioni sportive, perché voi non vi occupate solo di ciclismo, ma anche, non so se vi chiamano anche per poddismo, queste cose qua. Sì, sì, siamo impegnati nelle corse agonistiche che hanno la sospensione, che hanno questa ordinanza prefettizia, quindi ad esempio la maratonina di Udine o altre manifestazioni podistiche, certo. Senti, visto che c'è carenza di personale, di volontariato, no? Magari un giovane che guida già la moto e magari è preposto, diciamo così, ad avere un sentimento di volontario, soprattutto magari gli piace fare la stessa cosa, come può contattarvi? www.motostaffettafriulana.com c'è il nostro sito internet, così vedono qualche foto e lì ci sono i nostri contatti di posta elettronica e contatti telefonici, quindi www.motostaffettafriulana.com. E soprattutto anche perché a voi va bene che comincia ad arrivare qualche giovane, no? Esatto, perché i cappelli si stanno ingrigendo e quindi avere rinforzi di giovani sono sempre ben E accetti. soprattutto insegnare al giovane anche come si guida la moto, no? Quello Dare lo lasciamo un'ulteri- fare agli altri. Certo, Ci però sono- è anche un'ulteriore possibilità di capire meglio magari il codice della strada, no? Certo, certo,
non guasta, ma ripeto, noi facciamo un altro mestiere, c'è gente molto più preparata di noi per dire come si guida una moto. Perfetto, grazie a Daniele De Corte, Motostaffetta Grazie a voi. Friulana, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, Mandi e alla prossima.